Odi e Tamo continuare a soffrire o a vincere dopo la prima, si possono capire già molte cose. Amici di Sportisli, ciao da Salva Geraci, benvenuti al Salvatore Lentini di Mistretta, provincia di Messina, Mistretta Aspra, seconda giornata del girone B di promozione siciliana. Mistretta che forse sta pensando ancora all'annata trionfale dell'anno scorso, il campionato di prima categoria vinto dopo 22 anni, un ritorno in promozione dopo più di 5. Gruppo confermato, ma non sempre può andare bene in questi casi, già fuori dalla Coppa ed esordio perso a Geraci Siculo, 9 gol subiti in tutto. L'Aspra invece va al contrario, ne ha segnati 16, buttando fuori la città di Casteldaccia dalla Coppa e vincendo 6-1 contro la Gorgogna Delia. Anche qui il gruppo è lo stesso, ma rinforzato, le due formazioni entrambe con il 4-3-3, Mistretta in maglia bianco-azzurra con Ba in porta, in difesa da destra verso sinistra Iattà, La Rosa, Nunzio Lombardo e Parisi a centrocampo. In mediana c'è Filetto assistito da Cacciato e Pruiti. In attacco il tridente composto da Rossano Spanò e la ganga a disposizione di Michele Lavia. Risponde l'Aspra con Ferrara in porta, in difesa da destra verso sinistra Paolo D'Amico, D'Angelo, Procida e Immesi. A centrocampo il play è Palazzo con Santa Guida a destra e Cuccia a sinistra. Il tridente composto da Giovanni D'Amico, Salvatore Alvegiano e Antonino Vitrano. L'arbitro è Vincenzo Pernice di Marsala, assistito da Giuseppe Belvedere e Marta Di Franco, entrambi di Palermo. C'è un po' di vento qui a Mistretta, però il cielo è abbastanza azzurro con qualche nuvola. Entrambe le squadre, le vedete, sono pronte per far rotolare il primo pallone di questo pomeriggio. Ultimi check sia a bordo campo che in mezzo al campo. Nella Mistretta due cambi rispetto alla sconfitta di Castel di Lucio per 1-0, che praticamente ha buttato fuori la squadra della provincia di Messina dalla Coppa, mentre sono 7 i cambi in casa Aspra. Non c'è turnover, soltanto tornano i titolari. Falsa partenza con l'arbitro che fa riposizionare tutti, nello specifico Salvatore Alvegiano. Allora si va, non c'è un secondo fischio e allora comunque possiamo metterci comodi per gustarci questo Mistretta Aspra. Prova a giocare subito la squadra di Lavia, pallone gestito da Giuseppe Pruiti, uno dei giocatori con più qualità nella squadra bianca-azzurra. Attenzione al lancio lungo, colpo di testa a difendere di Paolo D'Amico, si era inserito molto bene Gabriele Laganga. Seconda partita quest'anno per lui, uno dei tanti giovani anche di questa squadra. Aspra che riparte dalla porta, c'è Giuseppe Ferrara a parare. Un po' tutti si aspettavano la titolarità di Cascione, che è stato il portiere della prima categoria l'anno scorso. Invece l'ex Isilmeri e Resultana San Lorenzo ha avuto la meglio sull'ex Gela. Pallone sul fondo, si ripartirà da Falì. Va lui che si è giocato pure a Palermo al CUS, poi l'avventura con la Mistretta, il salto in promozione. La risposta di Santa Guida, fallo laterale. Ritorna il pallone in possesso di Gabriele Parisi, anche lui al CUS Palermo lo scorso anno, nel grande percorso con le formazioni Under 18 e Under 19. Tante richieste, la proposta della Mistretta accettata in promozione. La battuta di Iattà, ancora Iattà a lanciare in fascia Cristian Spanò, fermato in fallo laterale. Sempre lì sulle Iattà,
schiaccia di testa, la prende Palazzo, il pallone lungo verso Alvegiano, deve proteggere con il corpo, c'è il fallo di Riccardo La Rosa, calcio di punizione per l'Aspra. Inizio travolgente in questo ritorno in promozione dopo 11 anni del club giallo-verde che punta in grande, vuole salire in eccellenza per la prima volta nella sua storia. Inizio niente male con il secondo turno di Coppa conquistato, la prima vittoria in campionato contro la Gorgogna Delia. Invece il Mistretta ha perso contro una squadra anche lei palermitana e anche lei neopromossa, ovvero il Geraci. Ha provato il tacco la Ganga, pallone che si alza, la Ganga lascia lì in fascia per il destro-sinistro da parte di Pruiti. Altro giocatore a terra. C'è calcio di punizione stavolta per la squadra di Lavia. Il fallo lo ha subito Cristian Spanò. Arbitro che però poi concede la rimessa laterale all'Aspra. Battuta lunga di Paolo D'Amico, raggiunge Procida, che oggi per la prima volta compone assieme a D'Angelo una coppia di difensori centrali di livello. Santaguida vuole il filtrante verso Giovanni D'Amico, pallone spazzato fuori. Sia D'Angelo che Procida non hanno avuto ancora modo prima di oggi di giocare assieme, perché D'Angelo è stato squalificato per le 2 gare di Coppa, mentre Procida per la prima di campionato. Tentativo che scorre sul fondo, ma neanche ci ha provato a prenderla. Mentre lato Mistretta un colpo di qualità è stato quello di Alessio Rossano, esterno d'attacco nativo di Barcellona Pozzo di Gotto. Ha giocato anche in Serie D con l'Igea, faceva parte anche della Cireale, però in quell'occasione non ha avuto modo di scendere nemmeno una volta in campo. L'anno scorso si è diviso tra Virtus Ispica e Casteltermini, si lotta in mezzo al campo, una lotta incentivata anche dai diversi presenti qui al Lentini di Mistretta, uno stadio che ha una tribuna coperta. Il terreno di gioco però è rimasto in terra battuta. Palazzo, c'è la segnalazione di fuorigioco, intanto incrocia Antonino Vitrano, gioco però fermo. Ancora nessun tiro in porta dopo questi primi 6,5. Avvio, o meglio approccio positivo del Mistretta. Aspra che ha provato le sue giocate in verticale. Il rinvio di Ba, colpo di testa all'indietro da parte di Procida, pallone che però finisce sul fondo. Ci sarà la rimessa per Ferrara. Non è la prima volta che queste due squadre si affrontano, infatti c'è un'annata in cui entrambe si sono trovate sempre nel girone B di promozione, era la stagione 1993-94, quindi tanti anni fa. Ancora non si va con la rimessa dal fondo da parte di Ferrara.
Adesso sì, con le dovute distanze da parte della Mistretta. Tangelo guarda lungo, c'è il colpo di testa a rispondere D'Amico. Paolo in avanti verso Giovanni, riceve strattonato con fallo da Andrea Filetto, il capitano della Mistretta. Elemento di affidabilità in mezzo al campo. Esce, va, colpo di testa di Vitrano, pallone sul fondo. L'occasione per l'Aspra, arrivato un po' all'improvviso con Vitrano che ci ha creduto su questo pallone. L'uscita di Va a questo punto a vuoto, anticipato dall'attaccante dell'Aspra. Mistretta che ha rischiato grossissimo. Sia per il colpo di testa di Vitrano, che ha segnato già 4 gol nelle prime 3 partite stagionali, sia per l'uscita di Faliba. La risposta di Sule Yatta. Ancora Vitrano. Se la fa ad andare avanti Yatta, uno dei titolarissimi di La Via. Parisi, lancio, non ce la fa a prenderla così Andrea Filetto. E allora Cuccia verso i mesi a puntare Yatta, lo supera nel passaggio che effettua, poi Vitrano incrocia, Faliba l'ha presa. Si rinnova il duello tra Vitrano e Va. Tanti ragazzini anche a sostenere il portiere classe 2000 del Mistretta. Fallo su Cristian Spanò. C'è il calcio di punizione per i biancazzurri. Indicazioni verso il limite dell'area di rigore. C'è la battuta profonda, secondo palo, c'è la riproposta di Spanò con il sinistro, rimessa laterale per il Mistretta. Va Parisi, vicino a lui c'è Proiti-Ciarello, rimessa invece, viene battuta di più verso il lato corto dell'area di rigore. Ancora Parisi, serie di trattenute sul destinatario. Il pallone infatti non ci arriva. Parisi stavolta per Pruiti, il cross in mezzo, non c'è nessuno però a poter calciare di potenza, a poter staccare di testa. Vitrano arriva a Yatta, recupera il pallone, serve dietro, Rossano, cross sul secondo palo, colpo di testa! Il pallone esce di poco, Pruiti, l'occasione per il Mistretta che risponde al colpo precedente di Vitrano. Il tiro, o meglio il colpo di testa non è stato verso lo specchio della porta, ma è comunque un buon segnale da parte del Mistretta. Tangelo, Procida davanti a lui Spanò, Procida va lungo, Yatta di testa, la va a prendere in mesi, la giocata contro Rossano, Cuccia, Santaguida, c'è un po' di spazio, Santaguida allarga per Giovanni D'Amico, tanto c'è il vantaggio del Geraci a Piraino contro il Gioiosa, il gol di Marrone che segnò una doppietta contro la super giovane Castelbuono in Coppa, un 5-2 alla fine che è stato inutile ai fini della qualificazione. Super giovane che si è qualificata
grazie alla regola dei gol in trasferta. Finita 5-5 nel totale con la partita. Giornata di campionato che si è aperta ieri con il pareggio tra Sant'Angelese e Pro Falcone, finita 0-0. Oggi altre partite. Vi daremo gli aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi. I mesi. Vitrano, l'attacco di Iatà. Pallone quasi fuori, Vitrano se la cava per passarla ad Alessandro Cuccia. Lancio lungo. È in posizione regolare Albeggiano, fatica a calciare, il tocco di La Rosa verso Va. Le altre partite di oggi sono Città di Casteldaccia San Fratello e appunto Gioiosa Geraci. Queste due sono iniziate alle 15:30, invece alle 15 è partita Super Giovane Castelbuono Castelluccese. Il programma si chiude ovviamente più tardi, ma alle 16:30 inizia Gorgonia Delia Villarosa. Riposa in questo secondo turno di campionato il Lascari Cefalù. Lancio lungo di Albeggiano verso Vitrano, in fuorigioco stavolta. Iattà era dietro, fortuna per lui. Vitrano è stato pescato in posizione irregolare. Punizione dunque per il Mistretta, che per la differenza reti attualmente si trova al penultimo posto in classifica, ma ovviamente il campionato è appena iniziato, fare calcoli di questo genere è inutile. Non c'è Lombardo dietro per Bo. Lancio profondo, non c'è l'aggancio di Rossano e dunque rimessa. Mistretta che comunque può vantare di andare in gol da ben 16 partite casalinghe. Questa è la certezza su cui si può aggrappare la squadra di Lavia in questo periodo complicato. L'ultima volta senza segnare fu nello 0-2 subito qui per mano dell'Aquila Bafia. Fu il 9 febbraio 2020 in prima categoria, parliamo di più di 2 anni fa. Nonostante gli esiti delle partite successive, Mistretta comunque un gol lo ha realizzato. In questo inizio di campionato la squadra oggi di casa si è affidata ai colpi di Cristian Spanò, che segnò all'andata di Coppa contro la Castelluccese e al debutto in campionato contro il Geraci. Fallo intanto ai danni di Riccardo La Rosa. Calcio di punizione per il Mistretta. Aspra che nelle precedenti partite di questa stagione, arrivati a questo punto della partita, a questi minuti già il primo gol lo aveva trovato. Mistretta che al momento sta tenendo bene. C'è anche da considerare il fattore campo, nel senso letterale del termine, perché per l'Aspra è la prima intera battuta della stagione, per il Mistretta invece no. Ha giocato anche a Castel di Lucio in quel tipo di campo, cerca il sombrero Giovanni D'Amico, guadagna il calcio di punizione comunque perché c'è il tocco di mano di Piletto. Un po' di animi accesi questa prima fase.
ma ancora nessun cartellino giallo estratto da Vincenzo Pernice. Attenzione al pallone che scorre, tocco di braccio di Iattasi, continua, possesso Aspra, attenzione al tiro di Palazzo, traversa, arriva anche Giovanni D'Amico, Aspra a un passo dall'1-0 con il colpo di Raffaele Palazzo, il capitano dei gialloverdi che è tornato titolare, ha fatto incredibilmente panchina contro il Città di Casteldaccia, che l'anno scorso sotto solamente 14 minuti nella trasferta di Mussomeli fu sostituito al 76esimo, partito sempre da titolare. Giovanni D'Amico può girarsi perché la Ganga è ancora lontano, pallone però anonimo e allora il Mistretta può ripartire, c'è un po' di spazio, ancora la Ganga, il lancio lungo da parte di Filetto in direzione Spanò, il pallone viene controllato anche dai Mesi, Spanò cerca di riproporlo, i Mesi lo protegge, per farlo scorrere verso il fondo. Cuccia, Vitrano se la alza, ancora Vitrano, lancio lunghissimo, abbastanza impreciso, finisce nelle colline che circondano il Lentini. La rimessa battuta, riceve Gabriele La Ganga, fermato però da Paolo D'Amico. La rimessa lunga, Vitrano riceve, Vitrano fermato. Lo scatto da parte di Alessio Rossano a duello con i Mesi, il fallo in attacco da parte di Alessio Rossano. Santaguida con un po' di difficoltà riesce a farla arrivare dalle parti di Vitrano, che un po' incespica dato il terreno di gioco. Giovanni D'Amico verso Alvegiano, la protezione di Lunzio Lombardo ce la fa a lanciare in avanti. Pruiti, Mistretta gira palla centrocampo anche con i palleggi, nuovamente Pruiti, il pallone di Spanò, gira tutto, vuole far arrivare dall'altro lato, il tocco, esce poi palla al piede, l'Aspra con Procida. Attenzione all'inserimento di Vitrano, Procida ha cercato il pallone lungolinea, finito in fallo laterale. Aspra che invece in trasferta reduce da 11 risultati utili di fila, 8 vittorie e 3 pareggi, non perde dal derby di Bagheria del primo turno d'andata della scorsa Coppa Sicilia. Entra in campionato da ancora meno tempo, ovvero dalla sconfitta per 1-0 in casa dell'Atletico Favara. Il lancio lungo di Lombardo, colpo di testa di Paolo D'Amico nel fallo laterale. Pruiti, fallo di Santaguida, calcio di punizione per il Mistretta. Tutti a parlare con l'arbitro. Aspra un po' incredulo, soprattutto D'Angelo, sulla segnalazione.
battuta, c'è Spanò, si allontana Filetto. Tre in barriera per l'Aspra, sistemata da Ferrara. Batte Spanò. Il tiro di Spanò, Ferrara, mani aperte, traversa, il pallone rimane in area di rigore. Allontanato. Poi il tentativo da fuori di Filetto. Legno anche per il Mistretta dopo quello di Palazzo. C'è stato anche quello da parte di Cristian Spanò, raddoppio del Geraci. Il gol è segnato da Velardi. A viso aperto il Mistretta. Parisi a duello, Paolo D'Amico assieme a Spanò, rimane a terra il protagonista dell'azione precedente. La sua punizione, la risposta di Ferrara centrale, mani aperte, quel pallone però è finito sulla traversa, un colpo più leggero rispetto a quello di Palazzo, comunque importante. Santaguida, l'appoggio di testa di Giovanni D'Amico, in avanti Santaguida per alla fine Filetto, ancora Pruiti a cercare Rossano, gestisce la difesa dell'Aspra. Cuccia, lancio lungo, in ritardo Palazzo rispetto a Sule Yatta. Vitrano si gira contro Yatta, pallone in avanti, Albeggiano incrocia per va. Il rilancio di Faliva, D'Angelo di testa. Nuova risposta, stavolta di La Rosa. Santaguida, filtrante verso Giovanni D'Amico, la va a prendere però Parisi. Pallone rischioso sul cerchio di centrocampo, è molto attaccato, cacciato. Oggi alla prima da titolare Giacomo Cacciato. Si prende questa punizione per i suoi. Battuta da Lombardo, non c'è però il colpo di testa verso i compagni. La battuta Albeggiano non la prende, la finta di Lombardo, lancio in profondità, D'Angelo col tacco, la prende Pruiti, Pruiti calcio da fuori, vede Ferrara un po' verso il palo alla sua sinistra, ci ha voluto provare Giuseppe Pruiti. Nessuna precisione. D'Angelo, il pallone rimbalza sin da subito. Parisi, il colpo in avanti, Cuccia. Corre Giovanni D'Amico contro Lombardo, Giovanni D'Amico prova a superarlo. Alzata di Nunzio Lombardo in fallo laterale. Cuccia per Giovanni D'Amico, l'appoggio per Cuccia, pallone uscito, sì. La rimessa laterale per il Mistretta. Pruiti cerca di toccarla alla ganga, si arriva da Ferrara. Lancio lungo di Procida, Yatta di testa. Filetto contro Palazzo, vince il duello l'ex Mazzara, il tacco di Vitrano, c'è il tiro al volo sul secondo palo. Che occasione ha avuta
da Immesi, che ci ha voluto provare lui. Rimane a terra, però va vicino a un gol bellissimo. Giuseppe Immesi. Partita che vive di colpi la traversa di Palazzo, quella anche del Mistretta con Spanò. Dopo la risposta di Ferrara sulla sua punizione, poi il tiro di Immesi ad incrociare quello di poco fa, mentre le due squadre a bordo campo si sono rinfrescate. Nel frattempo c'è assistenza per Faliba. Tanto siamo vicini al fischio di inizio del secondo tempo di Supergiovane Castelbuono Castelluccese. Supergiovane avanti 1-0, gol di Rosone, si rialza intanto Ba. Si andrà con il rilancio da parte del portiere della Mistretta. Le grida di D'Angelo, la prende lui, anche rischiando l'alzata da parte di Palazzo, fuori gioco di Vitrano. Calcio di punizione per il Mistretta. Lombardo evita il Veggiano, Filetto lascia scorrere, lancia lungo Procida verso Iattà. Alla quarta stagione qui a Mistretta. Ancora D'Angelo, sempre violento su questi palloni. Il tocco di Lombardo, Santa Guida verso Giovanni D'Amico, tocco con la mano, si continua a giocare. Giovanni D'Amico era posizionato alle spalle rispetto all'arbitro, quindi difficile da vedere il suo controllo non proprio regolarissimo. Ha lamentato anche una trattenuta da parte di Proiti. Alzata di Parisi in area di rigore, Procida, Paolo D'Amico, dietro D'Angelo, Lombardo in volata, fallo di Paolo D'Amico sulla ganga. Calcio di punizione per il Mistretta. C'è sia Rossano che Giacomo Cacciato. Lui che da tanti anni veste questa maglia, anche ai tempi della seconda categoria, stagione 17-18. La battuta alla fine di Rossano, pallone in mezzo, allontana Palazzo Santa Guida.
ripropone in un certo modo Lombardo. L'Aspra cerca di riproporsi in attacco. Il Mistretta però a recuperare. Proiti largo dalla Ganga, non ce la fa. Bella partita comunque. Diversi spunti, tanto agonismo, tante palle alte ovviamente perché lo impone il campo in terra battuta. Una squadra che ha segnato ha segnati 2 di gol, ne ha subiti praticamente 9. Sta mettendo un po' in difficoltà una delle favorite del girone. Cartellino giallo per Cacciato, è il primo ammonito della partita. Calcio di punizione dunque per l'Aspra. La batterà Angelo D'Angelo. Ben 13 anni in Serie D, più di 150 presenze. Lancio lungo di Spanò, esce Ferrara di testa. Alla fine ci prensa Procida nel fallo laterale. Sule Yatta alla battuta. Cacciato, ancora Yatta, gira per farla arrivare a filetto. Il passaggio c'è, sbaglia però a riconsegnarla Rossano e allora può andare in Mesi. Vitrano, un po' difficile per Giovanni D'Amico, si riparte allora. Proiti, filetto, prova a girarla dall'altro lato Rossano. Pallone che arriva lungo la fascia di sinistra. Proiti a puntare gli avversari. Proiti finta su Cuccia. Proiti, attenzione all'alzata per un passaggio in profondità. Non c'è nessuno che segue l'azione di Rossano. Yatta perde il possesso, c'è Vitrano. Palazzo alla fine fermato da Cacciato. Cuccia vuole aiuto, non c'è. Si affida dunque alla fascia coperta da Immesi. Lancio lungo, respinto da La Rosa. Fallo laterale. Ultimi 10 per questo primo tempo, sempre 0-0 tra Mistretta e Aspra. Vitrano lascia Santa Guida, arriva però prima Proiti. Allora si va con Cacciato. Potrebbe allargare a sinistra, cambiare totalmente verso la Ganga. Il tocco di Paolo D'Amico insufficiente. La Ganga lascia scorrere perché sa di ottenere la rimessa laterale. Mistretta incitato dai tifosi qui presenti alla Lentini dal momento in cui prende il possesso del pallone. La rimessa lunga, colpo di testa di Paolo D'Amico in piena area di rigore a rischiare. Procida allontana lui, poi il tiro di filetto larghissimo. Immesi, pallone per Vitrano, spinta di Yatta. Pallone che si deve mettere un po' più indietro per battere la punizione. Adesso sì,
Ancora Stefano Procida, lancio lungo in verticale, funziona. Immesi propone verso Albeggiano, c'è la presa di Va. Il rinvio lungo, la chiamata di D'Angelo, colpo di testa all'indietro, complicare la vita a Paolo D'Amico, fallo laterale. Rimessa affidata a Gabriele Parisi, tornato titolare oggi dopo la panchina contro la Castelluccese al ritorno di Coppa. A terra Santa Guida, fallo in attacco. Indicazioni a Spanò di restare lì in pressione. Ferrara corto verso Procida. Ferrara si sbriga a tornare a gestire la porta. Era un po' fuori dai pali dopo la battuta. Cuccia, verticale, Palazzo, attenzione ad Albeggiano che aveva seguito il movimento. Palazzo alla fine è andato a sinistra da Vitrano a puntare la rosa, che poi lo ferma. Rossano, c'è sempre larghissima la ganga, ferma tutto Cuccia. Procida prova a portare a spasso Rossano, pallone dietro, Ferrara, corto, D'Angelo si rischia con la ganga in agguato. Alla fine l'Aspra va avanti con Cuccia. Immesi di nuovo dietro per Cuccia, lancio profondo, c'è Albeggiano ma anche Lombardo a proteggere, ce la fa il difensore del Mistretta. Rimessa dal fondo per Falì, va. Prima di giocare con il Mistretta ha avuto anche altre esperienze in eccellenza con la Farmonval. Occhio intanto al liscio di Lombardo, avanza Albeggiano, esce va che mette il fallo laterale. Ma quanto sta rischiando la difesa del Mistretta? È stato per uno scontro tra Salvatore Albeggiano e Falì, va. Intanto Marrone ha fatto 0-3 per il Geraci in casa delle Gioiosa. Qui si deve risolvere una questione con Va che ha il proprio secondo problema all'interno di questa partita. In panchina c'è Sorbera, eventualmente a sostituirlo alla prima convocazione. Assistenza medica per Va. Si è rialzato nel frattempo Albeggiano, ha avuto la peggio il portiere della Mistretta. Spray all'altezza della caviglia destra. Ex Caccamo. Anche Policoro. Si è rialzato, Va. Parla anche con l'arbitro. In zona c'è anche Proiti, si recupererà questo tempo perso. Si ripartirà da una rimessa laterale per l'Aspra. Potrebbe esserci però il
Pallone consegnato al Mistretta come gesto di fair play. Finisce il primo tempo, Gioiosa Geraci 0-3. Scontro abbastanza importante di questa seconda giornata del girone B di promozione siciliana. Intanto non è bastato lo spray per Va, ce n'è dell'altro. Si sistema anche gli scarpini, il portiere della Mistretta. Zoppica un pochettino, Va, ma rientra a difendere i pali del Mistretta. Paolo D'Amico non consegnerà il pallone. Ecco il suo cross, Lombardo a rispondere. Cuccia, la svirgolata dei Proiti. Due di recupero che partiranno tra un po', tra una ventina di secondi. Rimessa in area, colpo di testa di La Rosa a liberare. Paolo D'Amico verso Giovanni D'Amico, ancora La Rosa. Nuova proposta, colpo di testa di Lombardo, altro pallone fuori. La quarta rimessa consecutiva che batte Paolo D'Amico. Si va verso Alvegiano, sponda anche di Giovanni D'Amico Iattà, leva via La Rosa, c'è Cuccia. Il tacco di Paolo D'Amico, ma recupera il Mistretta. Cuccia si mette davanti la Ganga. C'è un'altra rimessa in favore dell'Aspra. Scivola Giovanni D'Amico, fermato dalla Ganga. Paolo D'Amico verso Alvegiano, forse un lieve tocco con il braccio, involontario. Mistretta che non ce la fa ad andare avanti dopo il passaggio di Parisi in direzione Pruiti. Ancora Paolo D'Amico verso la zona più libera del campo da Alessandro Cuccia. Attacco di Palazzo provato, niente da fare, allora Palazzo va dietro. Procida. Il tocco di Immesi per Cuccia, perde il possesso, praticamente l'ha lasciata lì. Fallo commesso da Cuccia e calcio di punizione per il Mistretta. La battuta affidata a La Rosa. In testa Immesi liscia e allora c'è Spanò. C'è il cross basso, Procida rischia. Se la cava alla fine passando a Palazzo. Palazzo per vie centrali, la prende La Rosa, ma c'è il fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo 0-0 tra Mistretta e Aspra. Un bel primo tempo, due traverse, una per parte, prima quella di Palazzo, poi quella di Spanò dopo una respinta a mani aperte di Ferrara, dopo un calcio di punizione battuto dallo stesso Spanò. Il pallone è rimbalzato sulla traversa, un tocco leggero. Mi ha messo un po' di brividi alla difesa dell'Aspra, attacco invece dell'Aspra che ha cercato di colpire soprattutto con il diagonale di Mesi che è finito sul fondo. Questa probabilmente l'occasione più importante dopo le due traverse. Ci aspetta un secondo tempo interessante con il Mistretta che sta reggendo, una delle squadre favorite alla vittoria di questo girone B di promozione siciliana. Noi ci ritroviamo tra 10 minuti circa per il secondo tempo di Mistretta Aspra, sempre qui in diretta dal Lentini.
momento sì, devo dire che per questioni logistiche, questioni di campo non abbiamo avuto modo di allenarci dentro un palazzetto al momento, perché purtroppo tra Termini dove stanno lavorando e quindi non abbiamo potuto allenarci, e Bagheria che finalmente ci hanno autorizzato a entrare da sabato per la partita contro il Città di Palermo per la Coppa Italia. Stiamo cercando un attimino di fare un po' il possibile per allenarci anche fuori, ma sappiamo che comunque è un altro sport, un altro tipo di allenamento. Sì, la squadra si è preparata bene atleticamente, tatticamente, tecnicamente, e devo dire che stiamo arrivando nel migliore dei modi a questa partita di Coppa di Divisione. Un avversario abbastanza tosto, anche perché già fa la categoria da anni, i ragazzi ci sono ragazzi veterani anche della Serie B, e quindi ci aspetteremo una partita dura, molto dura. Gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Al centro universitario sportivo di via Altofonte si affrontano il CUS Palermo e il Resuttana San Lorenzo in una gara che prende il via dopo il match di andata che ha visto i nero-rosa di Mr. Chinnici avanti di 2 reti dopo i primi 90 minuti, e c'è subito un'occasione per la squadra ospite con il tentativo da parte di Mezzapelle con la palla che però si perderà sul fondo. Grande occasione per il giocatore rientrato a disposizione del Resuttana. Poi l'occasione che potrebbe cambiare il corso della partita. C'è questa giocata sulla sinistra di Undiemi per la palla al centro, fallo all'interno dell'area di rigore per il direttore di gara e calcio di rigore per il CUS Palermo. Dal dischetto si presenta il Baby Taibi che, come 3 giorni prima sul campo del Castellammare, timbra il cartellino, porta avanti i suoi, si riapre improvvisamente la corsa per la qualificazione. Adesso c'è solo un gol da recuperare per i ragazzi di Colombo che insistono ancora con lo scatenato Undiemi sulla fascia sinistra, serie di finte ubriacanti per il giocatore arrivato dalla Juniores del CUS Palermo, tentativo quasi dalla linea di fondo di Scozzari, parata in 2 tempi di Nanni Compagno che sarà ancora impegnato sempre da Scozzari. Calcio di punizione per il CUS Palermo, il tentativo col sinistro, Compagno è sulla traiettoria ma la palla si perde sopra la traversa. Si scuote un po' il Resuttana dopo i tentativi da parte della formazione bianco-giallo-nera, e allora Corsino arma il piede di Logrande, non perfetto Nasca, e poi il tap-in non è preciso. Occasionissima per il pareggio da parte del Resuttana San Lorenzo, con le immagini offerte proprio dall'ufficio stampa della squadra nero-rosa che ringraziamo. Si parte con la traversa da parte di Mariano Arusa, prima da titolare per il nuovo arrivato a disposizione di Mr. Chinnici, poi Marco Clemente viene anticipato sul più bello. Occasione anche dall'altra parte con una conclusione dalla distanza, la palla rimane lì e ci vuole Nanni Compagno a dire di no al tap-in all'interno dell'area di rigore, azione che poi si spegne. Partita molto bella, molto divertente, qui ci prova Zappulla e la palla che esce davvero di pochissimi centimetri. Nasca era totalmente spiazzato. Intanto con le immagini il calcio d'angolo per il CUS, la palla che arriva corta per Youssef Sherif, conclusione col destro e ancora una volta la manona destra di Nanni Compagno a negare il 2-0 al CUS Palermo, gol che sarebbe servito per pareggiare i conti. E invece dall'altra parte Giampiero Clemente, chi se non lui, al tapin di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, e la rete che vale l'1-1 ed è la rete che forse vale mezza qualificazione in una gara che si stava mettendo male per il Resuttana San Lorenzo. Resuttana San Lorenzo che insiste ancora con il suo capitano, diventato anche direttore sportivo nel corso dell'estate, recupera palla, innesca la ripartenza, poi il servizio in profondità a cercare ancora una volta all'interno dell'area di rigore Alfano, e poi la rete del 2-1 siglata proprio da Alessio Alfano, elemento del settore giovanile della Juniores della scorsa stagione per Mr. Chinnici. Non è finita qui però, perché Alfano si veste ancora una volta protagonista, si allunga per arrivare sul pallone, la sfera rimane lì e alla fine Peppe Duro per il tap-in per l'1-3, ormai rottura prolungata per il CUS Palermo. Peppe Duro ringrazia il suo giovane compagno, ma il Resuttana San Lorenzo ha ancora fame di gol, vuole
dimenticare la sconfitta di campionato contro la Parmaval e lo fa anche con il punto dell'1-4 firmato ancora una volta da Giampiero Clemente, 3 gol in 2 partite dopo il suo rientro in campo, e direi che non è di certo una novità. Si conclude con un calcio di punizione debole, sicuramente non la parata più difficile per Nanni Compagno, ma si conclude anche con i 3 fischi del direttore di gara. Vince il Resuttana, anzi stravince contro un Cus Palermo buono per oltre un'ora di gioco. Passa il turno alla squadra nerorosa e dalla redazione di Sportisili è tutto. Alla prossima. Cerniglia che poi aiuta Morana a liberare la minaccia. Matera prova a far partire Lucera in vantaggio omaggio. Lucera però allunga la falcata! È il gol di Lucera, è il vantaggio della Don Carlo Misilmeri. Ottima la combinazione sull'asse Matera-Lucera. Si sblocca la partita in favore degli ospiti e situazione di punteggio che cambia ancora più pesantemente anche in ottica doppio confronto, perché come vedete adesso il punteggio è di 4-1. Del centro, scarica sul Matera, sul bello anche fallo. Matera allarga su Lucera ed è 1 contro 1 con Colley. Questa volta però va al cross, secca! È il 2-0 della Don Carlo Misilmeri. Ancora una volta protagonista Raimondo Lucera, questa volta con l'assist per Mario Secan. E la rete dello 0-2 che amplia la forbice tra le due squadre. Concialdi dentro, Balistreri a vuoto, poi può rimetterla, anzi no perché viene anticipato. C'è Concialdi, cross deviato sul palo. Poi Secan se la sistema per la rovesciata che diventa buona. Balistreri e la rete del 3-0, il gol di Pietro Balistreri, la prima firma dell'attaccante palermitano con la sua nuova maglia, e anche la rete che porta sul 6-1 il punteggio generale di questo duello. E Don Carlo che chiude in trionfo. Giovanni D'Amico ripropone, tacco non c'è, poi Bonanno, il gol dell'Aspra segnato da Bonanno che all'esordio da titolare segna il suo primo gol in stagione. 1-0. Cuccia avanza l'Aspra, c'è il movimento di Mesi quasi di attaccante aggiunto, incrocia anche lui e trova il gol del 2-0. Imbucata, attenzione al pallone che rimbalza, messo dentro, Albeggiano non la prende, Gio calcia lui e segna il gol del 3-0. Pallone verso Gio che ha preso il posto di Giovanni D'Amico in mezzo al campo. Vitrano punta gli avversari, calcia in porta, trova il gol del 4-0. Doppia cifra nel totale per l'Aspra, quella di 10-2.
Hai vinto. Troppo organizzato. Forza ragazzi, dai, dai, dai! Secondo tempo di Mistretta Aspra in diretta dalla provincia di Messina, dal Salvatore Lentini 0-0 dopo i primi 45 minuti, una traversa per parte, prima Palazzo dell'Aspra, poi Spano, attenzione al tiro con la deviazione in calcio d'angolo, ripresa che inizia già con uno spunto, un'occasione, un attacco che stava ingannando la difesa delle Mistretta, che ha tenuto bene l'Aspra, ha creato contro l'Aspra che con Immesi ha sfiorato il vantaggio nella seconda parte del primo tempo. Calcio d'angolo, batte Vitrano, corto per Palazzo. C'è il pallone basso in mezzo, allontanato dalla difesa bianco-azzurra. Immesi verso Cuccia. Finta, pallone dietro, facciamo un recap delle due formazioni. Mistretta con il 4-3-3, va in porta in difesa da destra verso sinistra Iattà, La Rosa, Nunzio Lombardo e Parisi, a centrocampo Cacciato, Filetto e Pruiti, in attacco Rossano, Spanò e La Ganga. Aspra che risponde con lo stesso modulo, Ferrara in porta, Paolo D'Amico, D'Angelo, Procida e Immesi in difesa, a centrocampo Santa Guida, Palazzo e Cuccia, in attacco Giovanni D'Amico, Alvegiano e Vitrano. Questi i due 11 che sono partiti dal primo minuto, non ci sono stati cambi nel corso dell'intervallo, si riparte da questi 22. Riprende palla il Mistretta con Alessio Rossano. Non si è visto tantissimo, si è visto di più Spanò con quella traversa nata dalla sua punizione e dalla risposta a mani aperte di Ferrara. Poi il pallone è rimbalzato sul legno più lungo. Iattà. Il pallone di Rossano in avanti, pallone di ritorno verso l'esterno barcellonese. Si siede a bordo campo Rossano, Mistretta in 10, in tanti chiedono di interrompere la partita. Cuccia mette il pallone fuori, problemi per Rossano, Mistretta che oggi deve fare a meno anche di Calabrò, un altro che di esperienza ne ha. Viene chiesto l'aiuto dello staff della Mistretta. Non un buon inizio di secondo tempo per il Mistretta, con quel pallone vagante in area di rigore. Rossano che resta giù. Gambe molli, si cerca in questo modo di far riprendere il DS del Mistretta. Acqua in testa anche per soffrire meno il caldo. Rialza in questo momento Rossano, intanto il pallone viene dato a Ferrara, portiere dell'Aspra. Si ricomincia a giocare, Mistretta ancora in 10. Si sta riprendendo Alessio Rossano. Immesi, lancio lungo, la chiama Ba, la fa sua.
Viene chiesto l'ok all'arbitro per far rientrare Rossano. Eccolo qui il cenno. Mistretta di nuovo in 11. Pallone lanciato verso Alvegiano che supera. Così Nunzio Lombardo. È rimessa laterale. La va a battere Paolo D'Amico. In area di rigore Lombardo di testa, ci sarebbe dello spazio ma Giovanni D'Amico è un po' lontano. Iatta perde il rimpallo, poi si pensa la Rosa a mettere fuori. Iatta. Rossano lancia in profondità. Non è proprio lì Spanò. Il tocco di Cristian Spanò, c'è l'esterno di Cacciato a cercare Pruiti, D'Angelo davanti a lui a lanciare. Sale il Mistretta. Iatta. Filetto. Alzata e in fuorigioco Spanò. Non sembra. Aspra che però ha ripreso il pallone. Procida. Se la stava facendo Pruiti. Santa Guida. Non se la può allungare più di tanto. Davanti Cacciato. Santa Guida. Cuccia. A girare dall'altro lato verso Immesi. La protegge. C'è però Iatta. Gli applausi per Sule Iatta. La rimessa laterale, schiaccia di testa Cuccia. D'Angelo. Solo ed esclusivamente palloni alti. Adesso Cuccia verso Giovanni D'Amico che aspetta, colpo di testa di Parisi. Intanto accorcia il Gioiosa contro il Geraci su calcio di rigore. 1-3. Va di testa a Palazzo, ma addosso alle maglie bianco-azzurre. Rossano non passa con Immesi davanti. Ancora Rossano, arriva Palazzo, Immesi con il tacco verso Vitrano. Alvegiano spalla la porta, vuole Santa Guida a lanciarla in profondità, prima di lui Iatta, la trattenuta su Santa Guida, Iatta, forse è uscito il pallone, sì. C'è stato il fischio dell'arbitro. Tiriamoci che può sbagliare, Sule! Viene chiesto il lancio lungo. Cuccia tocca di testa. Ne vediamo uno, oh! Procida a superare Spanò. Si va a destra da Giovanni D'Amico. Ha davanti la Ganga. Si va dietro. Il pallone di D'Amico non passa. Il D'Amico difensore Paolo. Rimesso in gioco dall'arbitro. Procida. D'Angelo. Scambiano il pallone. Una coppia di centrali difensivi dell'Aspra. Lancio in profondità, Iatta a toccare uno dei migliori in casa Mistretta. Colpo di testa verso la Ganga, fermato da Paolo D'Amico che approfitta
di La Ganga a terra, scivolato, avanza Giovanni D'Amico, resiste anche tutta la pressione di Filetto, poi finisce a terra. Sarà calcio di punizione per l'Aspra. Riccardo! Siamo già 4! Oh! Riccardo, 4! Siamo quasi sul fondo con la posizione del pallone. C'è Palazzo a battere, barriera a 2. Finita e sistemata da Aba. Tutti dentro. Forte ragazzi! Parte Palazzo dentro, il pallone attraversa l'area di rigore, c'è il colpo di testa di D'Angelo. Aspra in vantaggio con l'ex Misilmeri, 1-0. Il colpo di testa da parte di D'Angelo all'interno della mischia. L'ha presa lui e segna così il suo primo gol con la maglia dell'Aspra. 1-0. Dai, raga, dai, non morire, dai! Diamo tutto, dai, diamo tutto! Mistretta preso di sorpresa. Buon primo tempo. Un inizio di ripresa non molto positivo, con un pallone pericoloso poi deviato alla fine in angolo. Uscita dal campo momentanea di Rossano. Nel frattempo Palazzo finisce giù con le proteste delle Lentini. Per il Mistretta infine c'è stato questo gol subito, il 10° in stagione, il 10° in 4 partite. Procida. Lascia il pallone a Palazzo per la battuta. D'Angelo verso Albeggiano, il colpo di Parisi. Cuccia evita l'avversario. Procida verso Immesi. Ancora Immesi. Cuccia. Il giro palla giallo-verde. Aspra che non trova spazi. Yatta consegna palla a Vitrano, scambia con Immesi. Yatta. Lancio lungo. C'è Rossano. La tocca sì, assieme a Cuccia. Rossano alla meglio. E allora gira tutto verso Gabriele Laganga ad aspettare il pallone contro Paolo D'Amico, che mette la testa, palleggia assieme a Giovanni D'Amico, che conquista la punizione con furbizia. Gli hanno visti tutti, arbitro, tutti gli hanno visti, cornuto! Calcio di punizione per l'Aspra. Cornuto, tu hai cornuto lì, cornuto! Cuccia riceve palla Albeggiano, tanto sacrificio oggi per lui. Yatta riceve quasi in faccia. La Rosa. Lancio lungo, cercato Laganga contro Ferrara che la prende.
D'Angelo. Sulla traiettoria c'era Rossano a proteggere Vitrano contro Immesi. L'attacco di Rossano che lamenta il fischio dell'arbitro. Sono tanti in questi ultimi minuti. E punizione Mistretta però. Battuta affidata a Giacomo Cacciato. Parte lui in mezzo, voleva un colpo di testa. Alzata, palazzo a terra, quasi con Rossano, la va a prendere Alessio Rossano, sombrero, colpo di testa di Procida, giù Rossano, non c'è nulla per l'arbitro. Tentativo di voler conquistare un calcio di rigore da parte del Mistretta. Filetto, il pallone rimbalza, pallone da mica a terra, nessun fallo da parte di Pruiti. Rimane a terra il giocatore dell'Aspra, pallone recuperato da Pruiti. C'è il fallo in attacco, tutto lo stadio a lamentarsi per il non fischio su Pruiti. Mistretta che parla con l'arbitro perché non ci è dato il calcio di rigore. Cambio intanto nell'Aspra, doppio cambio, esce Giovanni D'Amico, al suo posto entra Gio. Entra anche Marguglio. Grande titolare assente oggi in casa Aspra. Esce D'Angelo. Qualche problema per D'Angelo. Un pochino zoppica. L'autore del gol che fin qui sta decidendo la partita. Il suo colpo di testa su azione d'angolo al 56esimo. Aspra che non cambia nulla tatticamente. L'esterno d'attacco di destra per uno dello stesso ruolo, mentre Marguglio si va a sistemare sul centro-sinistra della difesa. Procida si posiziona a destra. Cambi anche in casa Mistretta. Esce la Ganga, esce anche Cacciato. Dentro Provenzale, alla prima panchina oggi. Dentro anche Vito Lombardo al debutto in stagione. Doppio cambio anche per la Via. L'attacco di Rossano, Cuccia con l'esterno verso Immesi. Immesi può controllare Iatta in ritardo, passaggio dentro. Spinto, colpo di testa di Cuccia verso Vitrano che però è in fuorigioco. Anche lui non pensa al pallone, pensa a rientrare. Iatta la mantiene in campo Rossano, molto bene. Pallone dietro, Cuccia si fa male nel contrasto. C'è il fallo da parte di Vito Lombardo appena entrato. Cartellino giallo. Inizio di stagione abbastanza col botto per Vito Lombardo. Nel frattempo gol di Marrone, Geraci
che va sul 5-1 in casa del Gioiosa. Avanti, Sosa, ti mangiamo, forza! Grido prolungato di Cuccia. Dopo l'impatto con Vito Lombardo. Deve cambiare i pantaloncini Cuccia. Aspra che riprenderà con un calcio di punizione. Paolo D'Amico verso il nuovo entrato Gio, ma c'è Alvegiano. Tanto c'è il vantaggio della Gorgonia Delia contro il Villarosa 1-0. Partita iniziata da una mezz'oretta. Gio, cross addosso però a Nunzio Lombardo. Il lancio a cercare Spanò, difficile. Ancora non è arrivata la risposta della Mistretta contro il gol dell'Aspra. Qui Cuccia ha rischiato di prenderla con il braccio largo. Vito Lombardo fermato da Vitrano. Nel frattempo sembra esserci un incendio guardando dall'altro lato del campo, perché si è alzata una vampata di fumo. Occhio a Vitrano per vie centrali. Vitrano, area di rigore, finta su Provenzano, c'è il tiro all'improvviso di Alvegiano, la parata di Va. Iatta morbido verso Rossano, fuori. Mistretta che però, a parte la gestione di poco fa del pallone, non ha avuto modo di praticamente rispondere al gol di D'Angelo. Il pallone di Gio verso Marguglio. Adesso Vitrano. La Rosa. Iatta. Il pallone di Vito Lombardo. Ancora Iatta. Non c'è l'aggancio di Vito Lombardo. Ci pensa alla fine la corsa di Andrea Filetto. C'è spazio verso la sinistra. La giocata provata da Provenzale. Rossano. Vediamo se la piazza. Sì, alta. Riscaldamenti sia bordocampo Aspra che bordocampo Mistretta. Sono 5 i cambi che si possono effettuare come nel professionismo. Esauriti 2 per parte gli ingressi di Vito Lombardo e Provenzale lato Mistretta, gli ingressi di Gio e Marguglio lato Aspra. Intanto Vitrano da terra contro Iatta,
Vitrano va a prenderla in mesi, cross, spinge la rosa, Rossano è libero per poter avanzare. Filetto contro Santaguida che commette fallo. Ha tutta subito la punizione, Rossano si muove il Mistretta. Ancora Rossano, non può puntare più di tanto, sorta di tiro cross sopra la traversa, un po' di paura l'ha messa Ferrara. Invenzione di Alessio Rossano. Ci ha provato prima con un piazzato a giro, finito alto, adesso questo pallone è strano. ...20 minuti al termine, la partita non è proprio in bilico perché l'Aspra tiene di più il possesso rispetto al primo tempo, anche se il Mistretta non ha mollato del tutto. Santaguida non perfetto, colpo di testa, poi Cuccia rimedia, alla fine perde palla in maniera definitiva. Provenzale dietro, Vito Lombardo sale Yatta, palla al piede, pressione, c'è il passaggio verso Rossano, c'è il tiro, potenziale al gol, il gol di Rossano, eccolo il colpo, il pareggio del Mistretta, esulta tutto il Lentini, 1-1. All'improvviso questo pallone, la via di scorrimento alle spalle di Ferrara, il gol di Alessio Rossano, il primo con la maglia del Mistretta. Pareggia la squadra di Lavia. Mistretta che non ha mollato e lo ha dimostrato. Il gol, il primo in bianco-azzurro di Alessio Rossano. Aspra che riprende a giocare. Ce l'ha rimessa laterale. Battuta lunga in mezzo all'area di rigore. Lancio lungo, la corsa sull'esterno. Si inserisce Rossano per vie centrali, l'attacco di Marguglio, pallone dietro, Provenzale. Santaguida da dietro, rimessa laterale per l'Aspra. Il tocco di Filetto a spezzare il pallone per i gialloverdi che salgono di conseguenza. Paolo D'Amico verso Giglio, prova a metterla giù, ma c'è il recupero del pallone da parte di Parisi. Si lotta ancora a terra, Spanò, fallo, punizione. Prova a crederci anche il pubblico del Lentini. Battuta là, punizione lunghissima. Pruiti, finta sul cross contro i Mesi, ancora Pruiti, prova a cadere, non ce la fa, tentativo abbastanza intuibile. Vitrano si libera così di Filetto, Cuccia verso Palazzo, attaccato da Provenzale. Cuccia, apertura, non c'è nessuno.
problemi con un giocatore biancazzurro a terra. Iniziano i crampi del caso. Ovviamente il Mistretta sogna il pareggio contro l'Aspra e tenta di effettuare le perdite di tempo che servono. Giù c'era andato Riccardo La Rosa. Qualche applauso per Riccardo La Rosa. Quasi del tutto pronto a rientrare in campo. Rimessa laterale, battuta da Yatta. Spano in mezzo al campo, si riprende a lottare. Nel frattempo c'è il vantaggio del San Fratello in casa della città di Casteldaccia, il gol di Alessandro. Cambio in casa Aspra. Esce Cuccia, entra Bonanno. Forza, Ale, forza! Margoglio, finta su Rossano, va largo, trova i Mesi. Passaggio per Santa Guida, pallone di ritorno ad Immesi, ancora Santa Guida, evita la Yatta, c'è il lancio di La Rosa, il pallone gli arriva casualmente tramite una ribattuta. Alzata di Paolo D'Amico verso Giglio, mette giù molto bene Palazzo, profondo, cerca l'Alvegiano, pallone che non scavalca, va. Zoppica un po' il portiere del Mistretta. Nel primo tempo ha avuto due momenti di stop, infatti ha zoppicato anche dopo aver rinviato questo pallone. Si valuteranno le sue condizioni dopo questa partita. Cambio in casa Mistretta. Esce La Rosa, anche lui si è fermato, ma poco fa. Cambio precauzionale. Applausi per il centrale difensivo. Battuta intanto, la rimessa laterale, cross in mezzo, stava andando a colpire Pruiti. Entrato Belbruno al posto di La Rosa in casa Mistretta. Il terzo cambio per la Via. Colpo di testa di Procida, Giglio sponda e Santa Guida schiaccia Nunzio Lombardo, altissimo. Adesso sì che possiamo dire che la partita è in bilico. A parte il punteggio di 1-1, ma il Mistretta c'è. È come se c'è. Ancora Nunzio Lombardo. Pallone colpito di testa da Palazzo senza però guardare
Chi poi lo va a prendere. Iattà. Scambio con Rossano. Non viene però mantenuto. Imesi riceve Palazzo. Attaccato da Vito Lombardo. Colpo di testa ad allungarsela di Marguglio. Filetto d'esterno anticipato. Spanò con la mano Imesi. Forse tutti a lamentare il colpo di Imesi, o meglio la ricezione della terzina dell'Aspra. Giglio sbaglia il tacco, per recupera il pallone in mezzo a due. La trattenuta su Giglio. Punizione battuta. Paolo D'Amico. Non c'è molto spazio. Palazzo con più calma. Profondità verso Vitrano. Pallone fuori. Controllato in quella zona del campo da Iattà. Va a recuperare il pallone a fondo campo. Ne arriva uno da bordo campo a Nunzio Lombardo. Vuole rinviare con quello. Anche Nunzio Lombardo a spazzare quello nuovo per perdere tempo. Proprio Lombardo al rinvio dal fondo. Colpo di testa di Spanò. Palazzo. Giglio di prima. Paolo D'Amico. Morbido verso Bonanno. Colpo di testa di Parisi. Bonanno. Non si intende molto con Paolo D'Amico. Bonanno. Palazzo. La fa passare Santa Guida. Gira verso Albeggiano. Pallone rimbalza vicino alla bandierina. Butta praticamente fuori. Vito Lombardo regala il pallone a Vitrano. Finta. Occhio. Vitrano si ferma. Serve Santa Guida. Stava andando a calciare. Commette fallo su Iattà. Tanti rischi per Santa Guida nel corso di questa partita. Nel frattempo 6-1 del Geraci sul campo del Gioiosa. È pronto un cambio in casa Mistretta. Entrerà Jinkang. Nel frattempo si batte questa punizione. Un rinforzo in attacco per la squadra di Lavia, che non nega di volerla vincere. Ancora si aspetta un po'. Secondo i pensieri dell'arbitro, Mistretta voleva velocizzare le operazioni. Marguglio qui sbaglia. Eccolo qui il cambio per il Mistretta.
esce Spanò. Al suo posto entra Jin Kang. Nel frattempo Vitrano a dialogo con Marta Di Franco, seconda assistente dell'arbitro. Anche Yatta coinvolto nella discussione. Entra Mamadi Jin Kang. Yatta praticamente era avanzato nel battere questa rimessa laterale. La sponda voluta da Jin Kang, il pallone arriva a Ferrara. Meno di 5 al 90esimo. Sempre 1-1 tra Mistretta e Aspra. A sua volta l'Aspra non ha costruito una vera e propria risposta al pareggio segnato da Rossano. Lancio lungo. Pallone di Ferrara. Palazzo verso Bonanno a fermare la pressione di Proiti. Colpo di testa di Filetto. Paolo D'Amico, l'alzata di Provenzale finisce a terra il terzino dell'Aspra. Lancio lungo, fuori gioco di Albegiano. Si continua intanto a muovere il pallone tra Gio e Eva. Spinta anche di Alvegiano, Suba, i due parlano. Attenzione. Va, cerca di spiegare la situazione ad Alvegiano. Nel frattempo l'intensità delle spinte di Alvegiano aumentano. Attenzione perché ci sono proteste a bordo campo. Cartellino giallo a un membro dello staff di La Via. Per proteste. Mamma, sei fuori gioco! Si riprende a giocare con questa punizione per il Mistretta. Lancio lungo. Non c'è la sponda di Jin Kang. E allora Palazzo. Marguglio. Pallone un po' forte per i Mesi. Lo gestisce lo stesso. Vitrano. Scivola Jin Kang. Riprende il possesso della Mistretta con Vito Lombardo. Lancio lungo a cercare Pruiti. Ferrara. C'era comunque fuori gioco. Procida, 1,5 al 90esimo. Capiremo anche quanti minuti di recupero ci saranno. Lancio lungo di Marguglio. G, il tacco provato. Nunzio Lombardo lancia fuori dalla portata dell'attacco dell'Aspra. Palazzo, lancio lungo, il pallone rimbalza. Sta soffrendo tanto il portiere del Mistretta sin dal primo tempo. Marguglio risponde. Non c'è il tocco di Provenzale. Allora Giglio verso Alvegiano. Nunzio Lombardo. Che partita quella sua oggi. Lancio a cercare Jin Kang, pressato da Procida, il pallone viene preso comunque dal Mistretta, lanciato a Jin Kang, esce Ferrara, riposa su Jin Kang, porta vuota
Mistretta, Xingkang, colpo di testa, il gol di Xingkang, la rimonta, il Mistretta esplode nuovamente in Lentini dalla panchina, Mamadi Xingkang. Che festa per il Mistretta, che con la sua arma dalla panchina fa 2-1. Gli applausi per la squadra di Lavia. È rimasta a terra comunque Ferrara dopo il contrasto con Xingkang. Nonostante la porta vuota era difficile da gestire quel pallone, essendo un campo in terra battuta. Ce l'ha fatta comunque l'attaccante subentrato dalla panchina, Mamadi Xingkang. Primo gol in campionato anche per lui. Viene chiesto il cambio a Ferrara, si sta preparando Cascione per il debutto in campionato, cambio in vista anche per il Mistretta, finale da paura, accesissimo da seguire. Siamo ormai nel tempo di recupero non segnalato esplicitamente dall'arbitro. Il Mistretta sta per compiere il colpo a casa propria, davanti ai propri tifosi, contro una delle favorite del girone. Esce Paolo D'Amico, nell'Aspra entra Mazzotta, cambio che però verrà ufficializzato tra poco perché Ferrara viene accompagnato fuori. Si è fatto veramente male il portiere dell'Aspra dopo il contrasto con Xingkang, che poi è andato a segnare a porta vuota. Al suo posto entrerà quello che è stato il titolare l'anno scorso, Cascione. Dunque doppio cambio per i gialloverdi, portato fuori ecco l'ingresso in campo di Mazzotta. C'è anche quello per Cascione che esordisce in campionato. Esordisce anche in promozione, l'aveva fatto già nella Coppa di categoria, adesso anche in campionato. Nel Mistretta esce Pruiti. Quattro di recupero. Già siamo al 94esimo. Si cerca di parlare con l'arbitro, dati i minuti che non accontentano l'Aspra. Squadra che ci proverà in questo finale. Palazzo. L'attacco di Xingkang, gasatissimo dopo il gol. Procida. Lancio lungo, limite dell'area, sponda di Albeggiano, c'era Vitrano, non la può prendere. Riparte il Mistretta. Lancio lungo, sempre a cercare Xingkang, il più avanti di tutti. Ce l'ha tra i piedi Marguglio. Evita Rossano. Passaggio per Vitrano. Il colpo fuori. A liberare. Tanto è finale a Marineo. Il San Fratello ha vinto contro il Città di Casteldaccia in trasferta 1-0. Il decisivo, il gol di Alessandro. Lancio lungo di Palazzo in area di rigore, doppio rimpallo con Albeggiano che non se l'aspettava così, la presa di Ba. Nel Mistretta al posto di Pruiti è entrato di Giandomenico. Tra
tra quelli che hanno diversa esperienza in queste categorie, lato Mistretta. Gio, 95esimo, quasi 96. Spazzato via il pallone il Mistretta, adesso si difende, vuole concretizzare questo colpo contro l'Aspra. Il Mesi, lancio lungo verso Alvegiano, colpo di testa a liberare da parte della difesa biancazzurra. Tanta difficoltà per Mazzotta, passaggio dietro per Cascione. Marguglio. Lancio profondo, l'ennesimo della partita, doppio rimpallo tra i numeri 6, Procida e Parisi. Prova ad andare di Gian Domenico, il pallone scorre fuori. Resta 1 minuto e mezzo da giocare. Palazzo, l'assalto dell'Aspra stava arrivando a Santa Guida. Portano palla i biancazzurri, ripartono con Rossano, lui che ha segnato il gol dell'1-1. Ginkang segue il movimento Rossano, esce Cascione che ci arriva prima. Vitrano, c'è sempre meno tempo per l'Aspra, che ancora da quando ha subito il primo gol non ha tirato verso la porta, difesa da Faliba. Mazzotta, è un regalo per il Mistretta, ma c'è il triplice fischio. Il Mistretta compie il colpo contro l'Aspra, finisce 2-1 in rimonta al gol di D'Angelo, le reti di Rossano, ma soprattutto di Ginkang dalla panchina. La prima vittoria in campionato, l'Aspra torna a perdere dopo tantissimo tempo. Non succedeva dal derby di Bagheria del primo turno d'andata della scorsa Coppa Sicilia. Nuova sconfitta oggi a Mistretta contro una squadra che non ha mai mollato e che ha ottenuto alla fine in modo abbastanza meritato, con la mossa dalla panchina, l'ingresso di Ginkang, la via che può esultare assieme ai suoi, la prima vittoria di questo campionato, una vittoria che sa di riscatto contro le 3 sconfitte su 3 di inizio stagione tra campionato e Coppa. Adesso l'affetto verso la tribuna con i tifosi che hanno seguito questo match, che si sono emozionati guardare la propria squadra ottenere questa vittoria importante. Intanto diversi screzi in mezzo al campo tra giocatori, un entusiasmo un po' spezzato perché il Mistretta sta aspettando il resto della squadra per poter esultare sotto la tribuna coperta del Lentini. Eccolo qui, il momento da tutti sperato non arriva, bisogna aspettare ancora un po'. Tante proteste ed eccolo qui l'entusiasmo del Mistretta che batte l'Aspra, una delle favorite alla vittoria finale di questo girone B di promozione siciliana. I primi 3 punti della stagione, la prima vittoria firmata Rossano e Ginkang dalla panchina. Una partita tutto cuore da parte della squadra di La Via, che non ha mai mollato, un inizio di ripresa difficile con una deviazione sul fondo, con il gol subito, nessuna risposta, poi il gol di Rossano, la mossa di La Via inserendo Ginkang e poi il Mistretta ha potuto esultare dopo il triplice fischio finale. Una vittoria che verrà difficilmente scordata. L'ultima fu il 4-1 alla Nasintana, all'ultima di campionato l'anno scorso in prima categoria. Lì segnò Pruiti con una doppietta. Oggi fatto pochino ma il giusto. Hanno alla fine segnato Rossano e Ginkang per portare questa vittoria in casa biancazzurra. Invece l'Aspra non perdeva da tanto, 11 risultati utili di fila in trasferta. Tutto si esaurisce oggi al Lentini. Mistretta che
nella prossima partita di campionato cercherà di fare il proprio meglio. Aspra che cercherà di riscattarsi in casa contro il Gioiosa, che ha perso malamente oggi, questo pomeriggio, contro il Geraci. È tutto dal Salvatore Lentini di Mistretta, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.